Nel secondo confronto in una settimana tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e il presidente della regione Cristian Solinas si è parlato anche di reti ferrate, un tema sul quale la Sardegna registra un grave gap infrastrutturale, con Nuoro unica provincia italiana a non avere ancora un progetto approvato per la trasformazione della rete a scartamento ridotto in scartamento ordinario per la tratta Nuoro-Macomer. In più, per il completamento della rete ferroviaria sarda manca all'appello la costituzione della tratta Nuoro-Olbia, un obiettivo strategico per il traffico e l'economia dell'intera isola. Vede quindi aprirsi uno spiraglio di ottimismo il Comitato Trenitalia Nuorese, da anni in prima linea per risolvere questo importante buco infrastrutturale. Collegando Nuoro, che è sempre stata isolata da 133 anni, agli altri capoluoghi, porti e aeroporti, questo collegamento, quindi la trasformazione della Nuoro-Macomer con innesto a Borore, sarebbe altamente strategico per tutta la Sardegna. La speranza è che, sfumata per la provincia di Nuoro qualsiasi possibilità di ottenere fondi dal PNRR, caso unico tra le province della Sardegna, ora i primi fondi disponibili a livello europeo o nazionale vengano stanziati per dare alla provincia ciò che per normativa europea le spetta: infrastrutture che colmino il divario tra i territori e le aree rurali, promuovendo l'integrazione sociale e territoriale. La nostra speranza non muore mai, non cesserà mai, perché Nuoro merita assolutamente un collegamento moderno, ma come Nuoro tutta la Sardegna, perché, ripeto, la trasformazione della Nuoro-Macomer avvantaggia i cagliaritani, gli oristanesi, i sulcitani come i nuoresi. E noi comunque abbiamo un bacino di utenza di almeno 100.000 abitanti, compresi tutti i paesi attraversati dalla linea e tutti i paesi vicini.